Bene raga, ciao a tutti dal comandante veneziano. Andiamo con le ultime gare della stagione 5, la seconda in World Cup. Qualche soddisfazione arrivata, abbiamo una Mustard. Godo, godo. Vai! Possiamo fare bene, voglio un'altra medaglia. E siamo sempre in attesa di questa prima fottutissima vittoria. Subito uno scattino. Vediamo se riusciamo a tenere un po' di energia in più, Scatti mirati in questo primo lap. Che bello, siamo vicinissimi ai primi. Guarda come tirano, raga, sono fenomeni, Sono fenomeni veri questi. L'Ucraino sembra veramente partito a stromba tutto. Molto bene. Ma non voglio andare in... Ah, quindi qua vado, ecco qua sì, magari. Una gara che ne ha discese piccole non mi fa impazzire sta gara, lo dichiaro subito alla dogana. E andiamo al primo poligono. Chiaramente, quello che non devi sbagliare mai e poi mai. Qua lasciamoli sfogare, qua. Si gasano gli avversari. Guardalo, guardalo, guardalo. Tutti impazziti. Dai, mi raccomando. Dai, un buon primo poligono. Però lo fanno, sono tutti bravi al primo, quindi voglio dire, non è che stiamo dominando. Sesta posizione per il talentissimo. Sono già in fuga gli avversari, che bello. Chiaramente al primo poligono non sbaglia quasi nessuno, quindi ci può stare. Siamo nella norma. Comunque la top 5 ormai è cosa certa quasi sempre queste posizioni. No, va, Vardio, Vardio. Hanno già preso un distacco importante i primi, Ah, questo che rottura di coglioni! Non c'è un ritmo indiavolato, Sto Kaiser mi ha rotto Ugacchio. Ma come tira, no? I primi sono già al poligono quasi. Giacomeo, Manzin, Marecek. Dopo guardiamo anche gli overall degli altri, Non male, però non guadagno niente, anzi lento, madonna. Lento, lento. Perdiamo addirittura. Ottavo posto. Un cume un po' troppo lento anche a Covacciati, non va bene. Non è che la prossima season deve essere la nostra season.
Giacomella ha fatto errori, perché è molto indietro. Devo cominciare a spingere un po' di più adesso però, perché la situa non è stupenda, il distacco comincia a essere elevato dal podio. Dai, comando un 7 place. Solo che il podio è lontano, che cacchio. L'è dura, l'è dura. Anche il come prova a tirare un po'. Ma questi qua tirano come pazzi. Vai Kuma. Molto più veloci in piedi, incredibile, incredibile. Ma non guadagno un cazzo, questi stanno... Nessuno sbaglia, bello. Sempre settimi. E davanti non sbaglia nessuno, incredibile però, Cioè, sono dei cecchini proprio. Pronti a finire sempre in top 5, 6, 7, non è un problema. Comunque, ecco, la top 10 è quasi matematica. Sesto posto con il podio, forse il terzo posto è ancora fattibile. Ma proprio forse. Come sta spingendo il più possibile. Ma è dura, è dura. Il terzo posto è l'unico possibile. È l'unica medaglia che possiamo prendere, secondo me. Marzin è già al poligono. Speriamo in un crollo di qualcuno davanti. L'Ucraina va a vincere in tranquillata. Non vedo margine. Dai, non male però. La proiezione è terzo, ma la vedo durietta. La vedo un po' dura, la vedo un po' dura, no? Anche perché nessuno sbaglia, ovviamente. Sono vicini anche questi, ma non ha margine, secondo me. Oh, non ha sbagliato nessuno, però. Che due coglioni. Guarda che roba. Qua pago la lentezza nel poligono. È questo che paga il talentissimo. Non siamo lontani dal terzo posto, ma è l'ultimo giro. E non vedo un grande margine. Adesso prova a spingere il Kuma in questa... questa discesa l'ho presa bene. Siamo avvicinati molto qua. Il Kuma ci prova. Attenzione, non è impossibile, non è impossibile. Prima che non ho moltissimo sprint.
Il Cume ci prova, niente da fare. Nulla fa. Quinto a posto, peccato. Però top 5. Mamma mia, ho zero errori, ma guarda davanti. Incredibile. Ma solo Giacomè ha sbagliato parecchio. Non siamo molto fortunati. Me ne arrivano tanti bei soldini. Questa è l'unica consolazione. Adesso abbiamo le ultime 3 tappe. Sprint, inseguimento, mixed relay. Meno 11, meno 15. Sprint cazzuta qua, per fare una bella sprint per l'inseguimento. Vai Cume. Possiamo farcela. Il prossimo anno però dobbiamo puntare alle medaglie grosse. Mamma mia che nevicata. Vai. Si chiude la quinta stagione. Siamo già alla fine della quinta stagione, ragazzi. Incredibile. Qui in Germania. In questa sprint. Sinceramente però mettere il bonus dopo il 6 io voglio massimizzare le statistiche prima dei bonus finali. Questa è la mia idea, magari sbaglio, Però prima mi pompo i parametri, dopo posso fare gli ultimi bonus, secondo me. Giacomè è già in testa. Strano. Giacomè è veramente una leggenda vivente, raga. È una leggenda in attività, praticamente. Decimo posto, un secondo di ritardo. Dai comandone, dai comandone. Qualcuno ha sbagliato davanti comunque. Vedremo. Giacomè 0 errori ovviamente. Vediamo il talentissimo. Non male, non male. Ma quanto lento ad alzarsi però. Sesto posto. Anche voglio finire bene la season. E poi ci vediamo un po' di statistiche. Per il momento ancora siamo a 0 vittorie in Coppa del Mondo. La strada è veramente dura. Tutte qua la sprint, niente di eccezionale purtroppo. Dai, come non devi spingere di più però, Bisogna spingere di più. Neanche secondi, porca miseria. Vai come do. Ok. Andiamo per l'ultimo tiro del poligono. La proiezione non è bellissima.
male, però sicuramente non basta per il podio. Quarto posto. Avanti non sbagliano un colpo, Non c'è niente da fare. Questi non ne sbagliano mezza. Con Bionaz sesto. Sempre quarti. Sempre quarti, ma teoricamente fuori di pari, cioè non finisce sicuramente. Non so, per top 10 forse a rischio, non lo so. Non sono per niente convinto. Sinceramente. Per niente una bella gara. Purtroppo. Ritardissimo, mamma mia. Non ne stiamo azzeccando mezza. Purtroppo. Come un po' svogliato in questa sprint. Come ci prova, ma è lontano, lontano, lontano. Sì, anche il podio impossibile. Quinto addirittura, mamma mia, finiamo malissimo. Vediamo. Finiamo almeno in top 10. La vedo duretta. No, top 10 forse. Top 10 giusta, giusta, raga. Giusta, giusta. E altri soldini che arrivano. Buono, buono. Abbiamo l'inseguimento, poi penso basta che poi c'è quella la staffetta mista, non credo di partecipare. Gradi, meno 6 meno 10. Poi. L'inseguimento è una delle mie preferite, se non la mia preferita. Vai. Andiamo a chiudere la season alla grande, fioi. Proviamoci almeno. E poi dobbiamo migliorare i parametri per andare a caccia della prima vittoria in carriera nella classe regina, dove non lo fame conta, dove non lo fame è tutto. I primi ovviamente sono già in fuga. La cosa è abbastanza chiara. Dai, però lo sento un po' macchinoso l'uomo. Ok, primo poligono. Giacomo e il Marek e l'Agrid sono già pronti a sparare, anzi stanno già sparando. Male, un errore, sono stanco. Sono stanco, lo sento, sto registrando anche orari duri. Inseguimento che prende già una piega non bellissima. 12esimi. Già in forte ritardo. Vai. Ho già un ritardo colossale.
Poi sbagliare il primo poligono è veramente la polli. Non so che fare una gara pulita e salvare il salvabile. Sempre 12° posto, cronometro, senza scrupoli. Andiamo al secondo poligono. Vai! Giacomelli è già a casa, è già a casa di possesso. Sì, i primi volano. Mamma mia, quanti errori. Come veramente ridicolo in quest'ultima gara. Dobbiamo ricaricare le batterie, fiori, eh? La cosa, ahimè, è abbastanza ufficiale. 13°. Fuori anche dalla top 10, mamma mia. Sono come probabilmente stanco. I ritmi serrati di questo sport. Dai, dai. Posizioni non nobili per il talentissimo, ahimè. Terza salitona. Giacomelli, ragazzi, è già al poligono. Giacomelli illegale in 102 stati. Errore di Giacomelli, signori. È doppio errore di Giacomelli. Triplo errore di Giacomelli. Errore anche di Mare. C'è che adesso che chiaramente ha fatto errori a manetta, sbagliano anche gli altri. Cioè, vabbè. Da panico. Vabbè, peccato. No, almeno non sbaglio stavolta, ma lento sono stato e soprattutto, cioè, è incredibile, sbagliano gli altri. E sbaglio anch'io. Torniamo almeno in top 10. Giacomè il quinto, mamma mia che erroraccio. Giacomè il 3 errori, fiori, Ed è quinto, 3 errori non ha, è un poligono, cioè pazzesco. Io con 3 errori sono 29°. E se siamo in 21. Non abbiamo molto margine per recuperare tante altre posizioni, purtroppo. Vai Cume. Le sto prendendo tutte per recuperare, almeno consolidare la top 10. Boh, andiamo all'ultimo poligono con tante speranze. Marecek va a vincere. Davanti sbaglio, tutti giusti. Purtroppo ho sbagliato male da Covacciato. Capita anche questo, nona posizione. Al 90% e questa è la nostra chiusura. Non malissimo, però... Sì. Mai in zona medaglie, mai proprio una speranzella di medaglia, zero assoluto.
Siamo qui a Oberhof. Come vuole chiudere comunque in top 5, in top 10. E ce la può fare abbastanza tranquillamente. Finisce la gara. Ha vinto Marec, che la cosa non mi piace. Va bene, va bene. Non a posto che ci sta. Classifica. Siamo settimi, cazzo. Madonna, benissimo, quasi in, top 5. Giacomel va a vincere sprint. 11esimi, inseguimento. Noni. Ma start quarti, cazzo. Praticamente in zona podio, non ci credo. Che sfiga. Individuale settimi e in relay terzi. Bene. Ah, ci sono anch'io in realtà. Allora finiamo con questa, raga. Finiamo con questa. Più 10 più 6. Più 10 più 6. Non so, coglioni che non contano come medaglie dell'Hall of Fame. Non capisco, sono sempre io che sono una mano della mia squadra. Boh. Va bene, avete ragione voi. Andiamo a chiudere questa stagione con la staffetta mista. Andiamo alla Vittozzi, cosa fa? Che ha dichiarato il biathlon è bellissimo, la staffetta è stupenda, ma il cubo è ancora più bello. È un cubo erotico. Dai Vittozzi, 1, 2, 3, 4, 5, godo, grande Vit, vai amore mio. Siamo sesti però. E tra le donne c'è tanta gente più forte purtroppo. Addirittura settimi forse adesso. Mamma mia, è una piomba. È tardi, ma come registra. Boh. Brava, almeno spara da Dio la Vittozzi, lo sappiamo, quarta. Vedi ultime Olimpiadi. Dai, Vittozzina mia. Guarda come pompa, nel senso buono del termine. Ok. Andiamo la seconda, la Carrara. Siamo terzi nel medagliere della staffetta. Molto bene. Sempre quarti, tutti vicini però. Ok, secondo poligono. Triplo errore qua. Ai 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 ai. Mamma mia. Ma perché devo avere Gentaglia che sbaglia così? Madonna. Cioè non puoi cappellare così quando anche altri colpi podio è quasi andato. Però siamo buoni. Adesso tocca a noi. Vai. E subito il Cume parte, è settimo il Cume. Abbiamo gente che possiamo superare. Il Cume è già sesto, dai Cume. Il problema è che i primi sono veramente in fuga. Devo dare a Giacomella miglior, come sempre, staffetta possibile. Le donne bene la Vitozzi, la Carrara ha fatto una seconda, ha sbagliato di tutto.
3 colpi ho sbagliato, 3 o 4 colpi. Vai, come tutta la carica che di Giacomel. Quinta posizione, il podio è fattibile ancora, sì. Cioè, con Giacomel anche l'oro in realtà. Sono tutti qua. Non finito per loro, dai, io comincio e loro hanno finito. Oh, mamma mia. Non ci sono proprio, raga. Mi dispiace veramente tanto, Giacomel. Ridicolo, il Kuma è ridicolo. 10ª posizione, finita. Niente, raga, in realtà così ho chiuso malissimo con una staffetta obbrobriosa. 3 errori. Dovuti sicuramente la stanchezza. Quando registro di sera tardi faccio molta più fatica. È abbastanza palese purtroppo. Mamma mia. Desolazione, che i tifosi italiani sono un po' increduli. Ma d'altronde, raga, siamo umani anche noi. Possiamo sbagliare anche noi. Sono già il poligono sti qua, ciao. No, neanche Giacomel può fare un recupero così purtroppo. Basta, non registro più di notte però, È un gioco dove c'è proprio la concentrazione, la stanchezza, cioè, non è fattibile. Ancora. Peggio di così, fioi, mamma. Total disaster. Giacomel sconsolato. Sorry guys. Primavera la staffetta sbagliata completamente dal talentissima. Ultima gara della stagione da dimenticare come si deve ricaricare le batterie e tornare più forte di prima. Non c'è nessuna speranza ovviamente di portare a casa neanche un piazzamento d'onore. Come non ho l'ultimo, grazie. Dove già cosa è buona giusta. Tocca già con me per salvare la faccia. Tocca al Jack. Ma solo la faccia possiamo salvare. Vai. Siamo penultimi. Sorry Jack, veramente, ti chiedo perdono. Per questa figura è merda. Siamo terzultimi. Senza pressione Jack, sbaglia anche un colpo, incredibile. Beh, almeno una 2 posizioni. Andiamo a stimoli neanche lui, giustamente.
Mamma mia. Bravo Jack, ma ormai non basta. Almeno siamo settimi. Salviamo l'onore, forse sesti. Bravo. Sesto posto che fa morale a Giacomelli. Male. Boh, chiudiamo la season però. Alla grande, la stagione è chiusa alla grande, eh. Questa ultima gara è una roba inguardabile. Vai. È un mouse che scarica, l'ho proprio tutto, cazzo. Bene. Chiudiamo al settimo posto. 11°, nono, quarto, settimo, terzo. Arrivano bei soldoni. Con onore ai mondiali anche. Purtroppo non vieni conosciuti. Continuo. Qua non abbiamo punti. E adesso inizia l'allenamento. Mamma mia. Allora abbiamo. Beh dai. Questo ce lo ciucciamo. Ok. Quindi quello per sparare. Ci siamo pigliati. Poi. Qua possiamo sicuramente migliorare. 3 e 3. È perfetto. Poi miglioriamo qua. 3 e 3. Perfetto. Poi miglioriamo qua. 3, 3 e 3. Poi qua. E boom. E basta, però basta, siamo a posto. Mamma mia, cominciamo a avere dei parametri veramente mostruosi. Di qualche campione, Quentin, Verna, Susan, Annie, Dennis, no, nessuno dei big si ritira. Inizia la new season. Allora, vediamo in questo momento i due più forti sono Giacomel ancora, ovviamente veneziano. Giacomel ha dei parametri eccezionali, ma ha 30 anni, ha tutte quante ovviamente le statistiche. Poi c'è il veneziano che forse ha dei parametri superiori, a parte shooting, questo, eccolo qua. Shooting speed. 23 anni, però mi mancano questi qua. Devo migliorare i prossimi colpi e sparo. Vediamo. Marecek, mamma mia, shooting speed 100, fioi. Però è scarso qua. 29 anni. Quindi anche Marecek non è giovanissimo. L'ucraino, 27. Vediamo qua i giovani, 33, quindi questo salutiamolo. Botn, 31. Kaiser, 31, ragazzi, però di giovani, ecco 25, Kulbin, raga, Marecek ne ha 29, però possiamo fare grandi cose, signori, grandi cose, grandi cose. Zeni e Bionaz, 84, adesso è il nostro anno questo, eh. Ok, allora vediamo una cosa. Allora, cominciamo in Slovenia, Estonia, Finlandia, Germania, Italia, chiudiamo in Svizzera. I campionati del mondo sono in Österreich, Austria. Molto bene. Hall of Fame. Nessuna vittoria, ahimè 51 per Giacomelli, poi di Giacomelli 87, veneziano. Solo due. My Trophy, Season 5, settimo posto stagionale, 0-2-1, con un oro però, nella staffetta ai mondiali, 95% di accuratezza, un trofeo su 13. Raga, la prossima stagione è bella cazzuta, perché abbiamo dei parametri mostruosi e abbiamo solo questi 3 anni.
Raga, un saluto dal Comandone Veneziano. Ciao!